Esperienza comune, noi siamo nati in una scuola di cinema che era la scuola di cinema Gaumont, che era una scuola ispirata e diretta da Renzo Rossellini, che era presidente appunto della Gaumont Italia intorno ai primi anni '80. Abbiamo fatto un triennio insieme, grosso modo, adesso non... ed era una scuola dove si viveva 24 ore su 24, una sorta di esperienza abbastanza particolare, in cui si parlava di cinema, si frequentava spesso, chi faceva cinema avevamo anche l'opportunità di andare sui set, insomma, ed era anche abbastanza, anche con alcuni aspetti un po' velleitari, no? Che, come accade spesso nelle scuole, dove incontri sempre qualche collega un po' stravagante, insomma, e quindi questo credo che ci ha aiutato un po', perché siamo cresciuti facendo tutti un primo film insieme, che è stato il mio primo film, Il Grande Black, e credo che questo ha aiutato, perché quando ci siamo, insomma, messi nella condizione di cominciare a pensare di poter lavorare, di poter fare questo lavoro, ci sentivamo sicuramente meno soli, perché già alcune tendenze, alcune scelte erano state compiute. Lui aveva deciso di fare lo sceneggiatore, io il regista, qualcuno il montatore, qualcuno il direttore della fotografia. E quello, diciamo, che la scuola serve a radicalizzare delle scelte, non è che serve soprattutto a legittimare la scelta che hai fatto, ad aiutare un po' i tuoi genitori a poter dire ai loro amici che il figlio fa una scuola, perché non è uno che può fare il cinema in maniera, no, del tutto velleitaria, quindi ti senti che stai in un posto, che c'è il diritto di starci, anche se non è giusto ragionare su questi termini. Penso che al cinema si possa arrivare nei modi più diversi. E in quel tiro abbiamo cominciato a lavorare la prima volta insieme con un piccolo film che era Fuori al Verde, poi abbiamo fatto insieme Fuori dal Mondo, che è stato il nostro momento migliore, credo. Abbiamo dato il meglio di noi stessi. E poi volevo salutare Paola Bonelli, che è il segretario d'edizione, che è qui, che è la segretaria d'edizione di moltissimi miei film e di molti film, di molti registi del cinema italiano. Io sono gelosissimo ogni volta che lei lavora con un altro regista, gli chiedo sempre con chi ti sei trovato meglio, con lui o con me, e lei deve dire, ad ogni regista deve dire che si è trovato meglio. Vabbè, ho detto questa cosa, come lavoriamo insieme? È abbastanza appassionante e credo anche angosciante, no? Perché ogni volta in maniera diversa. Ogni volta in maniera diversa, a seconda dei progetti. Io arrivo con un'idea, magari io provo a dire la mia versione, con un'idea abbastanza imprecisa e che lascia subito nello sgomento Gualtiero, perché lui prova subito a fare dei tentativi di venire incontro a questa mia idea di partenza, e comincia una serie di fallimenti reciproci, no? Però credo che la prima fase è quella di parlare molto a lungo, di non censurare quasi nulla, di provare una strada, poi di cancellare subito i tentativi fatti. Per esempio, se io ricordo la prima stesura di Fuori dal Mondo, credo che sia una stesura abbastanza terrificante, no? Per certi aspetti era quasi un film di genere, c'erano degli aspetti da film poliziesco, c'erano alcune cose che erano le cose più interessanti, che erano appunto la scelta di raccontare questo personaggio e soprattutto la scelta di non raccontarlo in modo rituale, in modo abbastanza prevedibile. Cioè, Fuori dal Mondo è una sceneggiatura scritta nel tentativo di aggirare tutti gli ostacoli che sicuramente prevedevamo ci si sarebbero posti di fronte dal punto di vista narrativo. Cioè l'idea di fargli la prima cosa che diciamo è cosa non vogliamo fare. Non facciamo una suora trasgressiva, non facciamo una suora che assomiglia a quelle di Almodovar e nemmeno che assomiglia a quelle di Sister Act.
Non facciamo però nemmeno una suora pia e devota, tutta chiesa, il refettorio, e quindi attraverso questo, allora cominciamo a pensare a delle cose che non appartengono naturalmente alla vita, all'ambito di questo personaggio, quali appunto il desiderio, l'aspetto femminile del desiderio, la maternità, e cominciamo a lavorare su questi aspetti che definiscono, che ci danno la possibilità di raccontare non tanto la suora come una specie di appartenente a una classe omogenea dal punto di vista sociologico, ma quella suora che si chiama Caterina. Il processo di scrittura è questo, un processo per me, di continua familiarità, nel caso di un personaggio, oltre che la storia, con un personaggio che diventa sempre più quel personaggio, che poi attraverso le altre scelte, nel caso della scelta degli attori, appunto Margherita Bui, quel personaggio diventa Caterina con le movenze, lo sguardo, il portamento, la tecnica, le ispirazioni e tutto il resto di Margherita Bui. Ecco, il tentativo è sempre stato, credo, in scrittura, cercare di fare in modo sempre di trovare qualcosa che ci permettesse di non fare la scelta, quella che era la scelta più immediata, più ovvia per certi versi, ma di trovare una verità più profonda, no? Credo, quello è... E Gualtiero, devo dire, noi scriviamo parecchio, no? Penso che abbiamo scritto tantissime versioni, poi arriviamo sempre, ogni volta che lavoriamo insieme, arriviamo sempre al momento in cui faccio le riprese, in cui Paola Bonelli, che è la segretaria di edizione, è costretta a fare il minutaggio per il produttore, cioè il produttore vuole essere rassicurato che calcolando i tempi di riprese secondo la sceneggiatura che noi abbiamo scritto, il film non superi l'ora e mezza, l'ora e 40. Quasi sempre Paola io devo mentire, cioè io devo mentire spudoratamente. Arriva preoccupata e dice: Giuseppe, ho calcolato il minutaggio, siamo su 2 ore e 40. E dico: no, ma io poi giro più veloce, però non lo dire al produttore. La telefonata è prima al regista e poi dopo al produttore. E insomma c'è questo problema. Però io intanto adesso vi ho detto delle cose un po' giusto per rompere il ghiaccio, per poter lasciare la parola a qualcuno.